Pero me cuento de Angio, io avessi avuto come, a proposito di Angio, Poi era anche pescare, io anche io pescavo, no? Io no? mi pescava. Eh, Ma 40 anni in Cinzia, io ho 14 anni che è in Cinzia. eh. E di 14 anni mi ha portato io dal 1968, che è tutti i cinesi di pescare. Perché? Ma ascolta una roba, io che licenza che avevo, Per mestiere. professionale, Forse. la dai ancora? E che mi si deve tornare Dopo mi mostra così, Una vecchia. che fa una fotografia. una legge. A Pivezza che trova? Allora, E cosa pescavi ora, Iusa, che mi dice che aveva licenza? mi pescava con rete. Va bene, rete, batterei, nasse e torsione. E cosa sei torsione? Il torsione è una riga di ami. E poi tutti gli ami piccai, uno qua, uno in là, ogni metro e mezzo da uno e l'altro. Ecco. E ligare ancora questi qua, torsione? Se no ancora, no, non mi ha adesso. Nessuno a sua casa vecchia non le No, ha? no, non vuole niente. Una riga. Adesso registra. Quindi bisogna mi ripete tutti i nomi di pescatori che era quando andavo a pescare io. Ma Come siamo? dal ponte San Martino è ognuno su. Sì. Basta, vabbè. Dal ponte San Martino veniva su che era Caristiato, no Caristiato no, Perché Cristiano cosa fa? Palan che era, Cristiano invece cosa faceva? Ciappava qui che se negava i morti, Specialista. quello ciappava morti, dopo veniva su, dopo che era un Palan anche che veniva a pescare, È sordo? no, pare che era. Suo padre. Suo padre che è sordo di Silvio e compagnia, era suo padre. E dopo veniamo su, che era Lorenson, Angelo Lorenson, Sempre di Sant'Angelo. di Sant'Angelo. Dopo che era Angelo Condotta di Franceschi di casa. Sì, conosco. Ecco, dopo Gianni Artuso. Dopo passammo Corso che era, ma non so se è vuoi Cisa. Gianni Buscarato. Gianni Buscarato perché Ma sempre... lui ha detto a me. Vabbè, ma... No, non me la mia. Dimmi. Niente, se vede che se leva non aveva licenza. Se non aveva deciso, io fuori al cane qui. Dopo che c'era Tony Asio, su 5, noi gli altri, dopo c'era un Artuso, Attilio? che noi altri mai non vi due. Perché di due? E ora Barsoli, gli altri da fuori ora era che era. Ah, ora vero, era? Ora Era giovane, era. era sì, era mia vecchia, ma da poco poi è morto. Sì. È morto. Attilio Artuso era. Non so, poi io avevo chiamato fratello anche. Sì, sì. Io dopo uno non veniva mai fuori a pescare, che là veniva fuori. Io ero in pochi, ora sul Silva. No, no, non era tanti. Una diesina 10, 12 massimo. su sto topo qua. Sì, sì, sì. Quasi tutti da parte di A del Siri. In gran parte di perché di qua era mia e Gianni Artuso. No, De A, ti parlo di A del Siri, Sì, Sant'Angelo. sì. Gianni Artuso È è il mio. mio Boscarato di... Gianni Boscarato. Di qua. E cosa abbiamo saltato? Massaro, Ah, ma sa, il ferroviario. Massaro, e ferroviario. Eremo. Rino Postindisi è chi ero? Mi ero postito in una ma non mi ricordo di cosa. Pupinato, no? Vabbè, non importa. E sto Tony Aseo, mi siete cognome, cosa era? Bergamo. Bergamo. Ah, capito. Bergamo. Canizzano, ieri io. Sant'Angelo. Dove stava Bergamo da Sant'Angelo? E il Gasposà na Fulan, via De Carlo Fulan. Ah, capito. No, De Carlo Fulan. E io stavo da casa a casa insieme con De Carlo Fulan. Oh, capito. E quello è morto ormai Tony Aseo? È morto del 52. E invece Melio Caivo di che anno è morto? O Camillo Caivo non so se sia morto del 48. Prima del 50, insomma. Sì, Se che vedi smettere di dirlo Meneo Caivo. Era anche Meneo Caivo da parte di qua. sì. Boscarato, Meneo Caivo e io, è capiato? Ho visto, e cosa è Massaro? No, ma Massaro E come vi trovavi fra dei altri, quei che non aveva licenza? Cosa che dicevi, Valtteri? Mai passato. Non facevi un po' di baruffa? Mai baluffa. Non era per tutti i pesci? E lì era per tutti, camminavamo e casimo. Allora, dire cosa?
Quando diceva a dire a uno perché noi gai chiesa, io stavo su perché non stavo e via. E via. Non era, Pescavi e via. no, era mio. Ma che era come eso, l'albo basso, ma veniva pochi che fa la strada famiglia partire da qua nel Ponte San Martino. Che era caiuto, ecco, caiuto si fa anche il tocco, che camminava sempre. Ma non era quel gran lavoro che io. E Caivo dove andavi a vendere? E pesci qua, quei paesi, qua camminava. Anche di Arte, Sant'Angelo? No, Sant'Angelo no, non ha mai venduto. No. Io vendevo qua a San Giuseppe. E chi andava di a vendere? E andavo a vendere so femmina. A Madrid. Sua femmina andava Andavo a vendere il pesce quando veniva su. a Sant'Angelo. Qua, non ha. E a Sant'Angelo chi andava a vendere il pesce? Non so mia. Non lo sai, io della parte. Mi era la mia parte. Io della parte. E insomma non andavi d'accordo fra gli altri pescatori, Sì, non era di No, rivalità. perché no, tendevo i battuei, noi venerdì a vederli dopo 4D, 3D, 4, ma nessuno mi toccava battuei. Perché Bartolei, quanto tempo che voleva? Perché Adesso poi salire anche a 3D, 4, ma si va su una friga. Su una friga gli era a vederli, perché quando andava dentro il bulusui o scaldo gli era pieno, se va la mattina e dopo se poi andava anche a sera gli era pieno di stesso, proprio su vera friga. che stagione era? E gli era messo per lui e veniva su da Che così. stagione? È conforme al tipo di bestia, perché come E adesso è l'uso adesso, Febbraio? è il febbraio, gennaio e febbraio. Il lusso, in stagione in inverno così da freddo? Sì, un mito, è bravo, e già segnato sul calendario, non vedeva il febbraio, non vedeva il pesce, così da qua. E che altri pesci invece? Perché con i Bartolei si separano, non solo Lussi, No, no, si fa tutto era non bisate però. giusto. Anche bisate. Quel Bartolè, Cosa cepavi col Bartolei? quel Bartolè si fa qualunque pesce. Tinche in giugno, perché io portavo via dopo, io ho messo via Tinche in giugno? In giugno. In giugno, cioè. in giugno, il primo di giugno, in giugno, il mese sta all'epoca che i cinciamino, che andava fuori a pescare, i gatti da via, in giugno sarà la pesca, perché non si può accosare, tenda partire per le tinche, per aprire le tinche. Con Bartolei me va a contare. Continuiamo con gli attrezzi, spiegarmi cosa che si pescava. Con Bartolei si pescava ora i Lussi. Qualunque tipo di pesce, qualunque tipo di pesce, col Bartolè. E arrivai a giugno, si ricorda. Sì, tinca a giugno. E dopo? Dopo che sì, no, che quel NASA a NASA e di tutte bacchette unite. Conosco la Nassa. La NASA al massimo dura 2 anni, al massimo dura 2 anni, perché una volta se ne ha tolle annuale che era con 2 buchini, ma perché il corso è troppi, e si fa quei corsi, se vai gai quei troppi, e dopo 2 anni si guarda. Con 2 bocchini. Con 2 buchini, uno è questo, il primo, e dopo a metà via era il secondo, ma era più lunga, con 2 buchini. E che vantaggio che avevi dopo? Il vantaggio è che quando la mattina se ne ha tirare su, se tendeva a sera e si tirava su la mattina, se ne ha tirare su anche 4 bisate, 5 dentro, Sono Nassa. sono a NASA. Era vantaggio che là. Invece con un bocchin solo? Ma stesso. Mancate era più sicure dentro. E come ieri hai fatto? Sempre cosita? Sempre sta fattisa, E in Sanguanea? che sa manera. E stroppi, E durava quanto? 2 anni al massimo, Massimo 2 anni. 2 anni. Ma io non le adopero perché non si può adoperarle? E se no. callega per quello? No, se poi devo parlare finché so. È vietato? Ah sì, adesso sì, Ma perché? perché per via dell'allevamento dei pesci che Ma secondo you nasce fai danno o non fai danno al simile? no, non fa nessun danno, che c'era un certo Durigon da Santa Cristina e veniva qua a tenda e nasce qua davanti e ne aveva 40, 35, 40 nasce, quindi non fa il danno come uno che nasce a pescare con l'elettrico, quello che fa con l'elettrico si fa danno, perché fa poesia completa,
invece quei nasi non se ne mangia, perché bisogna se una notte con 30 nasi e io ne già anche se proprio a ieri mai, già 7, 8, 10 bisogna con 30 nasi, ma se no notte che bisogna camminare già forte. Ma perché dice che non fa danno? Perché non è che sia obbligata a bisogna venire fuori, non è obbligata a venire fuori la notte, se viene fuori per mangiare, ma adesso no. E invece perché dice che l'elettrico fa Ho danno? detto che tiro fuori tutto, vuol santi e madone, Come funziona l'elettrico? elettrico che me non so mai da, perché non so mai da, ma quando chi andava fuori a pescare con elettrico, che sta tanti no, io veniva su fuori di misura, magari cominciai i tedeschi a fare che lavoro qua, il tedesco che comincia con l'elettrico. Sul campo? Qua, i tedeschi che erano da una parte e l'altra, non aveva la guerra, stavano da lì. Come facevi sti E tedeschi? lì si attaccava sulla luce e con un bastone e con un tocco di ferro, attaccava il filo, no? E camminava e paura per uscire e togliere su, ma erano mai pareggiare morti. Bisate? Già, sì. A volontà? Tutti quanti, io avevo che roba. Qui che ho visto, io non lo so mai in vita. E se no i nostri pescatori del sfroso come fai? A qua qui del froso, andava fuori a pescare e qua lì. No, con l'elettrico, cosa consiste? Io lì, Uno che andasse adesso con l'elettrico, come fai? parte con un filo lungo, con tanti metri. No, con tanti metri e dopo 6 metri dove che pare di andare per fermarsi. E dove lo tappi sto filo? Io dove che cagare, perché puoi attaccare anche di 50 metri, 70, 80, 100 metri di distanza. Dove che c'è luce puoi attaccarsi. E non con batterie della macchina? No, Fai danno qui? no. Niente. Ora bene. E schirai cosa sei schirai? E schierare nella rete sarebbe come un schierare fatto, non so dirvi neanche a me come, un schierare fatto del spago tutto, del filo come quel che lo metta. E dopo va fatto grande come un culo di un sacco. Ho capito. Ecco ora, quando che sei in ultima, se va a Iga, o se no se lo fa tondo, chi che sa lavorarlo, no, tondo e già per su e fa schierare che la dice che vuoi. E ora abbiamo visto le nasse, abbiamo visto i bartoei, con nasse soprattutto bisate. Bisate, Qui i bartoei tutto, tutto quel che anche bisate. anche bisate, quel che bestia. La stagione giusta delle bisate qual è? Eh? La stagione dei bisate. Dei bisate sarebbe proprio vero, giugno, luglio e agosto. E agosto che 3 mesi è proprio che cammina bene. Non agosto, settembre, ottobre. No, manco. Ma hai detto non eri che ora era in agosto, settembre, ottobre. Qui pescava bisate. Io ho visto sempre Quando ricciapavi le bisate, che stagione? che veniva sempre là perché, oddio, più che sia era maggio e giugno e luglio, ma proprio era il principio dell'anno, in maggio, così è giugno forte. E anche a luglio non veniva a dire, bastava cattare i verbi che si stai bei, ma oddio, era bei qui d'acqua, più che sia. E da dove si trovava sti E bisate? sui fossi, per i fossi da parte di altre, ma non su tutti i fossi, perché c'è un po' neanche più nella guida, perché io le per i fossi non vedo più niente. Che vermi eri? Verbi, sarebbero verbi come qui da terra. Noi si chiama vescovi non dice mai, ma vescovi, ecco perché non so chi è chiama, noi vescovi. Qui dove li mettevi dopo quando andava a ciappare bisate? Qui, I vescovi, dove li mettevi? quando abbiamo detto, e vescovi abbiamo detto sulla NASA, Come facevi stare dentro ore? si chiappava una paera e si chiappava su e ora si cavava, si tagliava e poi si metteva i vescovi sul bastonetto della paera con la foglia della paera stessa si turculava, ma i vescovi già che stai morti
perché sennò scappava tutte. E ora morte si scappava su, si metteva un fiato del Senare, qua Senare moriva tutti, fiato del Senare, e ora quando era morte, tutte quante, si metteva su sto bastonetto, qua paera, e dopo si metteva dentro, sulla nasa si metteva dentro a vera, dentro e arriva adesso. Abitato non aveva la sua ponta in ultimo proprio per mangiare, perché la massa era fissa e ora non mangiava, ma sentiva l'odore fuori dentro. E invece col Bertolè che trappola che mettevi dentro? Stesso. Come facevi ora? Ora qua, il Bertolè ha tre bocchini. Se vede tre bocchini, dico, ha tre spaghi in mezzo. Sul bocchino va diviso in quattro, il bocchino del Bertolè va diviso in quattro e si metteva quattro figli dentro. E ora si metteva i gai in ultima, no. E ora si tirava e si metteva a metà via i gai a questi vescovi e ora era dentro, pian pianetto. Qui di terra invece non era buoni vermi. Gli era manco, gli era qui di acqua, gli era meglio. Capisco. Perché E dopo altre esche, qua e altre... Dopo che una volta che gli erano gatti di cavalieri, quando chi andava mal, si intendeva che i gatti, e ora qui gatti no, da mio povero genio Artuso, davanti proprio condotta, là che ha messo un Bertolè grande, ma grande, era, mi pareva un paese, no. Quanto grande? Ero 25 kg di squaglia, dentro su uno, e ora già ero grande, facevo. No, era 25 kg, ma cosa ma genio Artuso che mi aiuta, che era mega aiutato a buttarlo in barca. E così, ciappavamo così. Quanto largo era questo Bertolè? Il Bertolè stato... Quando? È un ghesa? No, della larghezza del... Di arco, ma poco arco. Arco un metro neanche. No, quello stava a 25 kg. Sì, no, quello mi ha tanto, no, quello mi hanno guardando. Se dopo sua panza in ultima, che era arco. Sì, era davanti condotta, proprio davanti condotta. Ma... E che aveva messo come esca cosa? I bigati? I bigati. Era in giugno ora? In giugno, in giugno. Già ma i squai che pesce sei? Un pesce sempre fa la scatola. Non vale tanto? No. Non vendevi molto? Non aveva gusto per niente. Ma non si riusciva a venderlo neanche? Sì, no, via, ma con gran fatica. Quanto è il chilo? Sì, 2 franchi è vero che all'epoca. Ma se in bisate andava a 3 franchi? Il detto era con un franco e mezzo? Un franco è bello, 2 franchi, ma con fumi no. Non fallo. Poco insomma. Sì. Ma il nome suo, italiano, del squai, cosa sei? Hanno stiamo di buon parlare di Saragossa. Cavedano? Non posso dire niente. Non lo so. Perché era la squadra? No. Indietro. Era perché era il barbo? Cos'era il barbo? Barbo di qua su Scilese. Un altro pesce ancora che pesca? Barbo, non c'è uno dei chi e non è di barbo. E in italiano? Come si chiama? Barbo, se messo barbo anche sui libri. Barbo. E dopo altri pesci che Yuga pesca? Barbo, dopo che temono. Ne pescava? Sì, ma non tanta roba temono. Perché qua vedi pescava sul fianco, ma batteva sempre sul fondo che era netto. Ma era un buon pesce il temo? Sì, il temono, sì. Adesso che ne sei? Adesso no, è tanto che è via, il temono. Perché? Morti tutti quanti. Da cosa? Dai sai, da roba che buttava sulla campagna. E dopo altri pesci che Yu pescava? Tinca, che sta chiamando. E dopo brusui, scatole. Era tanti e ora. Ma adesso E ora? Bisata. bisata. Mi dite tutti i pesci ne? Bisata, lusso, scagola, tinca, squal, temono, trote che non ci paga qui, 3 o 4, ma io ci paga. Che marca di trote? Che tipo di trote? Quasi Marmorate? Fario? Fario, questi ate. Dopo? Brusue? Brusui, sì, Dopo? basta, non parlo come Pesci. quando ne ho tanto altri. In più,
Ma in abbondanza, Sì, non era finché si voleva. per tutti. Sì, da pescare sì. Era. Non era concorrenza, tutti potevano pescare. Ah, sì. Bastava essere buoni a pescare. Sì. Bastava essere buoni, gli ho detto. Ma vedimi, ma ora non era adesso come adesso, perché una volta chi è che si muoveva a pescare? Perché? Io ho paura di non negasse, 8 qua, 8 là. E nato perché siamo una sui sociali e ora siamo abituati. Infatti, mi che Non io andava, nei campi, non andava mai, mi assava, oggi qua, oggi là. Gli altri, e cosa dicevo gli altri di stasera? No? Secondo cappellazzo. E se no, perché piano? Perché è così. Capeazzo secondo, detto Giulio. Ah, Giulio, scusa, sì. Giulio. E devi soprannome? Cappellazzo, nessun soprannome. No. Non vuole solo nomi, no. Uso del 13. 13. E invece Boscarati hai qualche soprannome? No. Niente. Perché ad esempio Franceschi è condotta, No. insomma. Però, adesso che dice il suo nome che era in condotta, dice mia Franceschi, sì. Franceschi lo lì. Ora mi dice altre robe sempre di sto sil De di sto pescar. Abbiamo detto tutto, quei nasse, quei battoi, con la rete, ecco, quella a pescar con la rete, come era la tecnica? A rete, dico, sempre do parà, a rete di lunghezza 11 metri, 12 di lunghezza, alta 1 metro, 1 metro e 5 di cosa. E sempre do parà il disdotto di maglia, il disdotto di maglia, invece adesso mi sbatte sui 25-30 chi che la rete, perché se io ho chiamato roba bene, grossa, È il disdotto, se È il un disdotto centimetro e 8, di millimetro. 18 millimetri, Sì. si la faceva giù. No, comprare una vicinanza, sempre una vicinanza comprare. Perché Vincenzo? Non ha lavorato tutto l'inverno. Invece con poco mi asciugava, Perché Vincenzo? perché era in fabbrica, era mai in fabbrica Tomia, Che fabbrica era? ma non so, era di un certo Soar di Giacomo. No, è nato a Tomia e so che una volta sono partito in bicicletta, sono a Vicenza e l'altra persona sono andato a Tomia a Redi, casa che era che mi aspettava in bicicletta e mi aspettava di montare a Redi, a sera che mi finiva che mi ricordo sono andato a pescare caggiere, ancora che erano stati skei, di Tomia a Redi, ancora che erano skei. Quanto costava una rete? Adesso non posso dire se Prima della guerra parlo. prima sempre prima era, non so se costasse 35 franchi, 25. Perché io ho smesso di pescare di mestiere e ho detto a 27 anni, 27, sì. cioè nel 40. E se del 13? 40 sì, sono nati 40, sono nati da Conia. Da Cone. Fino al 40. E quindi a ultima rete che ha comprato, quando è stato, in che anno? Avevo tolto il 45. Ma quello che è nato in bicicletta che a volte a casiera. Ah, perché sono a Casier, ma era del 36. Del 36. E che aveva speso quanto di una rete? Avevo speso, non ricordo se 10-11 franchi. Non era, poco. Invece di farsi a tutto un inverno, dice. Tagliato l'inverno non è, no? Ma i bartolei si faceva giù Sì, tutto da dimmi. e in asse andava a... Anche, no, in annuale, se in annuale. Ma se no dopo vuoi provare mi fa quel sangue e quei stroppi si navigai. Invece gli archi dei... Gli archi di Bartuel, dico dei nasi, e gli era fatti di sangue stesso, Sì. fatto interno e si prima sto campo, sto arco e poi si metteva dentro e si continuava. E quelli dei Bartolei, gli archi, con cosa ieri? E gli era fatti tutti quanti di sangue, Anche quelli. anche qui. No, non Non era rame. come? Ho visto quello di condotta il de rame. Ma adesso perché adesso che dei soldi? Ah, ecco. Non era mia soldi ora, anche a questo che è di condotta, che è il fiel di anni io. Sì. Era Gino, Gino, quelli che lei porta, Sì.
Ecco, no, ma non si Mi è pescatore? fatti adesso perché le soldi, Sì, sì. Ma annuale cosa che era che andavi a comprare e perché gli era bravi da fare. Dove pescavi? Non so. Vabbè. E ora dove a rete avremo dito? Cosa c'è ancora da dire? Di pesca? Qualche episodio che io si ricorda? Fra pescatori, altri, non so. Ecco che era chi andava fuori a pescare, ma era che era Angelo Godota, Jenny Artuso, Tony Aseo, e andava fuori a pescare con il risaio. Cosa c'è? E il risaio è come un'ombrea grande. Era e toia su una barca di Baldente, che è grande, non che carica 5 metri di gara, che carica un metro. E io mettia dritto alto, e poi buttava giù, che usassi intera. A un certo momento, come che ho fatto tanti metri di distanza, 3 o pari euro, e mandava giù, qui attaccava la barca, buttava giù, e se ne arriva e si cominciava a tirare su. Ecco che io ricappavo tutti i temui, sempre temui io. A Sant'Angelo. Sant'Angelo era tutto quanto sì, tutto sì. Ma io pescavo finalmente qua basso, qua da Orizonte di lui. Come si chiama quell'attrezzo lì? A Kosovo, a risaio, Bene, dice me. risaio, In italiano come saresti? l'italiano solo, è risaio, Cosa c'è? Bilancia? Una specie? No. balanza di balanza. Cosa c'è bilancia? La balanza è un cerchio grande, no, questo cerchio grande, è fatto una balanza grande, no, e ho provato a casa su questo cerchio, e ora si tappa su, qua barca anche qui, e si mette questa della barca, un bastone e un travo, e si va fuori sul corrente, fuori, no, si butta fuori, di stirare, e si accaia giù, quel mulinello in barca, si accaia giù e si lascia giù, ferma su acqua stagnante, un'ora, 2 ore, ferma, e dopo si tirava su tutto un colpo. Ecco, quella era avanza, ma sul Sydney non mai potuto, perché era acqua corrente. Perché era vietato o perché era... No, acqua corrente. Invece dopo era sto risaio. Sì, ecco. Io stavo lì, se fa... No, ma sto guardando là, Un risaio. un 35-40 metri di circonferenza. Nostro? Sì, come sì, perché io per conti, non so quanto che era stata intera, ma era stata forte intera. E dopo che era 6 metri di lunghezza. Per arrivare sul fondo. 5,10 e dopo così la barca che può essere 5 metri sì, e i 15 metri tanto che non rasa. E sul fondo avevo dei pesi, io quando ero giovane. Piombo, tutto piombo qua era una riga di piombo e qua c'erano tutte sacchette voltate su, no, e ora il pesce quando che si reunia e veniva giù e veniva dentro su queste sacchette qua. E era lecito, una roba permessa? Sì, quello era figure, Risaio. sì, è risaio. Ma non gli assava tutto. Ok. Sì, pesce gli era tanto e pescatori gli era pochi. E invece adesso, è vero, pesce non dice. Pescatore. E tutti volevano insegnarsi ad andare a pescare. Sì, così. Era altri strumenti ancora chi pescava, fa pescare, poi ieri, nasse, battuei, Sì, rete, era proibito, era elettrico e a focina. e a fosse. E altri strumenti, risaio, ombrea, abbiamo visto che qua non la pescava con ombrea. No, Ok. mai visto. Questo sì l'ho mai visto. L'amo, ma l'amo non era un ma l'amo professionista, non era dilettanti, insomma. No, ma non era nessuno ora. E ora del 30, 31, 32, 33, che ne era che pescava 3 codamo, qua cana, e gli era il ponte di Agoba, E chi là è? gli era 3 facchini, e uno che era davanti all'osteria, dove via, chi si chiama adesso? Pescari, Treviso, da Rio dello Spial, Ah, Ponte Dante. Ponte Dante, là che c'era uno che era tifoso a pescare, era forte, e ora che là Tony, che il nome è Tony, Facchini.
Facchino, non so mica cos'è. Sì, faceva facchino. Sì, non so il facchino anche a Toni. E ora era claro che fa partire sempre e andava a pescare con l'amo, sempre andava a pescare con l'amo. Sempre andava. E dopo che si è fatto che un grosso risaio che veniva su a pescare qua insieme con l'Ao, ma non so neanche dove che sta. Comunque, quelli che pescava con l'amo erano dilettanti, noi gallini. Quando non era nessuno, era in tre. In tutto il televisione. Ah, qua mi hanno visto altri, non era mia dei cani del cuore. Ma hai visto i cani del cuore? E c'è, come pescavi? Niente, nessuno si muoveva. Per divertirsi sul Niente, Sile. non si vedeva nada. No, No, era del Sile. no. Niente, da fuori. Da dove sei? Qua da San Giuseppe, Ma sono era- stata a San Giuseppe. Ma non sulle rive del Sile. No, mi saria stata di visita a Via casa lunga, via Ah, Biagio. sei un anche eh? Sì, sono a Bisi anche a me. Dopo? Sì, dopo insomma, siamo tutti busy. Bisi di casa lunga. Mi dice io tutti busy. Sì, Tutti bisi. Mi dice io bene, non è busy. Quanti differenza dei busy? Beh, lui era Bisi a casa lunga, Bisi di Sora, che era i bisettini, Bisettini. Meno bisi. meno Biso, Bisetti. Bisetti, Bisetti, aspetta, perché era? no, gli era altri. Ma è tutti dello stesso socco o del No, socco? no. Però Non sempre erano dopo. neanche apparenti, Ma sempre dopo. sempre dopo. Tutti dopo. Allora, so, E poi era su quel dei Bettetti, da parte di A. parte di A era grande, ma parte di qua era grande sì, ma non come Sant'Agno portava via di più, da riva da terra al corrente, Sant'Agno che era più, perché io per conti adesso partito anche adesso a chiesa, adesso a cosa del Chiseo, che è una via adesso, Zanon. Sì. Adesso non adesso la chiesa, anche io per tocco, dopo quel dei Bettetti, di Nico Bettetti, c'era stai autocampi di Perù, dopo che c'era quello di Genio Artuso, dopo che c'era quello di Condotta, dopo veniva quello di Orenson qua, che è del Perù del Leon, che diciamo il Perù del Leon solo nome. Ma De Lorenzo, ieri qui io. No, non era di Orenson, era di un altro, del Marinetto, Marinello. che cosa di La Marinetto? villa. Che è la villa. E a terra, ma voi io ne sono sempre in su, tutti quanti, Ah, è la sua. tutti quanti io ne sono. E come si chiamava? Paolo del Leon? Quello della villa. Paolo del Leon. Del Leon, sì. Sì. Dopo, che nomi che avevi visti? Ma i paesi, porco di adesso, pena ora, e canta. No. No. Esiste? No, se no perdiamo. Poi ora scommisso chiamata Bassoni. Scommissiamo da dove che Ponte San dice Martino. Ponte San Martino. Ma Ogni tocco il Paolo del suo nome. ecco, Ponte San Martino, è sede sere. E come stiamo sempre da che parte? De Ave San Giuseppe? Da qua e La prima mi dice da una parte, la parte destra che sarebbe qua. a parte dentro venendo su, vengo su così. San Giuseppe ora. No, sì, ma adesso San Giuseppe, ma Sì. io per conti Sì. del Ponte San Martino, che Sì, beh. era come adesso, e dopo poi vengo di qua, vengo su diretto così. Allora, cominciamo dalla parte destra del Ponte San Martino, cosa che sei subito. Ponte San Martino che è Zanotti, no, è Turassa. Turassa, su di Turassa che è il paese del Leon, e che dico di Ceresere, che è tutto il paese di Ceresere, che ha caccia una volta. E dopo veniva E su, dove che c'è il Ponte del Ferro? il ponte della Ferrovia, di sotto, Che c'è il Paolo del Saresere. di Ceresere, di sopra che è il paese del Marcoin. Da Marcoin. Ma sempre da parte di Sant'Angelo? Sempre a parte di San Giuseppe, dopo loro i ferrovieri. Da parte di qua? Poi a destra venendo su, no. Anche il Paolo del Saresere era da parte di qua? Qua, Il Paolo del Saresere era da parte di qua? no, sempre a parte di qua. Del dopo lavoro? Sì, dopo loro. Dopo era da il paese del Marcoin. Da Marcoin dopo che si fosse del Marcoin. Fosse Marcoin, dopo che si fosse il paese di Merlo. De Merlo nome o De Merlo? Merlo, il paese di Merlo, a terra era di Merlo, che era quel che era staria davanti a palestra, che era sempre spirito, ma sempre a destra vengo su. Siamo arrivati a Ponte Ottavio ormai. Ponte Ottavi, siamo là.
E il Pramasso di sotto, il Pramasso a destra, A sinistra, che sono la Villa Letizia. Ecco, no, avanti, il Pramasso di sotto il Ponte Ottavi, Ho capito. che è il Pramasso. Masso o marzo? Pramasso. Marcio, in italiano, sarebbe Pramarcio, Prato, Marcio. Ah, beh, ecco. O no, aspetta, Pramarzo. Un attimo, Pramasso. Ma marzo come il mese di marzo? No, non so cosa disponere. Vabbè, Pramarzo. Dopo, su del Pramasso, appena passato il Ponte Ottavi, che c'è le cose, e forse di Ottavi, e anche le forse di Ottavi, su ancora. Che andava fin dove ste fosse? Erano le curte che Che era un paio comunque. Poi, sempre poi. Dove che adesso che c'è a Cavilletta, che a Casetta, No. che ha costruito? Sai che è un beccaria che sta, stica, Sì, sì, anche stica che fa cantone, sul Ponte Ottavi. sai, Ponte Ottavi. E dopo veniamo avanti, che c'è a parte del Masson, e forse del Masson, che c'è a destra, e forse del Masson. No, forse del Masson che ora che si porta finalmente quasi a Chiesa di San Giuseppe. Dopo che c'è il paio Dove che ha bonificato cane? No. Ma che il Pidrio qua? Qua era. Qua. Scusa, non sbagliato. E dopo che sei più avanti, a sinistra, il paio del Leon. Del Leone. Del Leon che sarebbe quel di Orenson. Di Orenson che Perché che chiamava Paio del Leone? e sai era con Paolo Leone. Paio del Leone. Di fronte, dopo subito, e dal paio del Leone, che c'è Stricco, che c'è a terra dei Tocane adesso, e Girotto, E siete qua adesso? di qua, a destra adesso, e qui c'è Stricco. Ma non capiamo, era detto Bettetti che era strico. No, di qua Stricco. E il paio del Leone che altro. Per il Leone è quasi del Stricco. Dopo siamo avanti, siete ormai quasi da Condotta. Da Condotta no, qui serve Stricco. Dopo siamo avanti, a parte di Condotta e Sant'Agno, che c'è a Boschetta di Modesto. Qui è a Boschetta il paio di Bettetti ormai, ma le qui è Modesto a Boschetto. Parte destra, venendo su, e anche a quella di Beotto, che era una vecchia che stava sul palazzo vecchio, una femmina che era Beotto, quella di Beotto. Dopo si veniva su, si arrivava sul paio dei Canei, e il paio dei Canei è quello di Bettetti. Quelli di Bettetti hanno già fatto la strada finanziaria, quello è il paio di Bettetti. Se riempi su... La Villa Cesa praticamente di Sant'Agno. Sì, ecco Sant'Agno sì. Paio dei Canei. Sei il paio di Canegra. Se dopo di A, parte del Muscarato, è l'Oner, il paio è l'Oner. Dell'Oner. È l'Oner, che era un Oner grande, e era il paio dell'Oner. Un grande albero di lontano. Sì, è un paio. Dopo si va più avanti, e ora si tappa su e si va a Sant'Angelo, e anche a Terranò. Qui è a Riva del Biso, su a Riva del Biso. Perché Biso? Perché non abitava a Biso? Riva del Biso. Che c'è chi Fontanassi? Sì, no, ma Panazzari, era così. Dopo si va più avanti, si va a destra, sulle fontane di Quaro, e anche dove che i carabinieri adesso del campo di aviazione. Ecco, quello è il paio di Quaro. Quello è il paio di Quaro. Quaro cosa si intendeva dire? E era qua, sta famiglia di Quaro, e si va a paio. Sì. Dopo si va a casa di Nicodemo, sulla punta era a casa di Nicodemo. Sempre sulla destra. Sempre su a destra, a casa di Nicodemo. Dopo si va sulle fontane di Artuso, che è qui davanti, passare i carabinieri, non vedi il paio di Artuso. Sì. Mondo Artuso. Del mondo sì, questo è il mondo, qui di Artuso è il mondo. Ma adesso chi per? Sì, il mondo Artuso è. Che aveva osteria? Sì, che è una storia, beh, ma una roba di 50 anni, 40 anni. Sì. No. Dopo si va più avanti e si viene il coso sul paio di il paio A destra o a sinistra? a sinistra
dopo il Perù di Artuso, il Perù che arriva non mi Del ricordo. Fulano che è Arriva il Fulan, del Fulan che è proprio sul corrente che là, a terra del corrente. Dopo che siete anche a terra di Nascimento, e ora che si, Bentea sul sì, a destra, che si ora che si andati adesso il campo aviazione. Ecco, io qua, mi diceva che era finito qua. E gli andati del campo di aviazione? Sì. Dove è finito? Sì, già finito. Ponte, che era il ponte. Sì, già appunto. Boh. E parliamo adesso del Perù ora. Quando è nasce, Sì. è nasce sempre di luglio e agosto, Perché? perché dopo il 15 di agosto inizia a caccia. E ora il Perù è stato tutti i segreti naupicani rovinava tutto il Perù. Che c'era il paese, che c'era i groi, che c'era tutto un pescato, perché i cani non erano tanti quando andava a trarre. A cosa andavi a trarre? Adesso come io avevo la prima stagione, perché come è ora, In agosto. in agosto a Beccanotti, forte Beccanotti, tanti Beccanotti e qualche sfoglio. Ma tanti Beccanotti ora. Beccanotti dopo veniva avanti, pian pianetto veniva avanti e Quagline. D'inverno che c'era Quagline, che c'era qualche anara, qualche sassegna, e ora c'era che sassegni, e ora di corso di agosto era. I sassegni, e dopo veniva avanti pian pianetto, veniva avanti anare, ma occhi non ho mai visto mio occhi qua, non avevo puliscione qua. E crecui, tante crecui. Che nome era in italiano, credo. Crecui, ma non so dire il nome, ma qui ora si è ammasso, qui e fuochi, tante fuochi, soglie e fuochi. E quelli in Italia, Fossane, ma Fossane era traditore perché Fossane era scuola cartucciera, perché tac, era rasparia. E un Becanei, tanti Becanei anche. Beccanotti e Beccanei. Becanei. E di animali invece dentro il Perù, non so, mammiferi, come si dice, donnole, martore, faine. Anche era cosa, era l'ogra. All'ombra. All'ogra che era 3, 4. Una era sopra Masso, che era basso. Un'altra era qua da Massum, che sarebbe se fosse Massum. Un'altra era qua davanti Gianni Ortuso. Una lontra. Allora, batteva sempre che il punto era, non è mia che ora nasce di qua e di là. E là quando era sola, Ma così pochi eri? lui non aveva tanti, e E cosa facevi queste lontre? mangiava andava a bisate. E bisate là e già parla. E che mangiava qua finalmente a Bunigolo. E dopo la sala stava. E era un'altra mattina, noi pian pianetto, via, e dopo le testa no, portammo a casa, ma tutte le roba grossa io Mi si regnava a mangiare roba piccola. mangiamo che era un piacere che E lontre. E dopo che altri animali che era di acqua? no, veramente bestia. Martole. Ma così no, io roba di casa anche. Non c'è acqua, di acqua. Di acqua. Solo che all'odra così basta. E basta. No, così martoletti, pulisato, cose che chiami. No, così. E cosa vuoi dire? Tartarughe, ricci, tartarughe. No. Alla tartaruga come qualcuno, ero già per una guarire, sono 30 anni che pescavo lì. Ero già per una. No. Ma così qualcuno proprio tartaruga. Ma come ricci. E di poiane, di osei, No, cani. ma chi ha roba al passaggio? Vabbè, ho capito. E l'acqua come era questo sì? Cecil, bea. Prima della guerra. Bea, un'acqua, era un spettacolo. Che era il paese di Buscarato, era fontane che buttavano solo del livello dell'acqua, che buttava sull'acqua. E noi quando andiamo fuori a pescare, abbiamo così che era un piacere. Altro che adesso se vedi, Anche solo qua se vedi. dappertutto, Solo nella città. dappertutto vedi. Come mai? Che sia qua, io una cosa che adesso sì che io passo adesso,
cosa che gli basso era una massa, Da dove viene? da sopra, tutto da sopra, Cosa che siete sopra? e scarica, tutti che scarica, E una volta anche scaricava. scarica, ma forte anche. Mia sorella vede, a strada per fare insieme che ha fatto, no, cosa che sopra e arrivi chi butta basso. Adesso non bevi più l'acqua adesso. No, per l'amor di Dio. E l'acqua finita, Ma sui fontanazzi? ma anche qua adesso si può darsi, non è altro. Non è sempre risorgiva anche sui fontanazzi. Ma si sporca tanto, sai. Perché penetra anche adesso, quelle buscarato già da meglio per come fontane. Ma adesso il campo di aviazione lo ha tutto terra, mezzo terra, 3/4, dove arriva a Chiesa Sant'Anio, e se terra mezzo. Ecco, è il periodo quando io anche io ne ho sparato la qualche spettacolo, bea. E anche tanto terava anche i contadini che terra tanto, no? Ma guarda mia, come contadino come contadino che terra tanto però. Perché se io per conti stanno chi va a comprare, chi va a menare roba e dai buonissimi. Qua la Dio accisa qua, no, nostra qua, cosa non vedere? Era un paio quelle girotto, tutto il detto cane, e sono tutte piene, tutto stroppato, ne mette sul giro, E che gaia sa? e lascia i gatti terra. È possibile? Non so, Cosa avevi buttato a terrare? tutti ruinati, menavano cani, ruinati, butta su. E altre parti chi gatterà? E terra, tutti quanti usciti qua, quanti qua, So poi qualche che qualche ma non so cosa si fa. E tu che cammina basso tanto per Sì, qua. ma chi si ora? Ma non so chi così. Non mi rompe scatole però perché il periodo bisogneria mantenerlo un poco. O no, io cosa dici? A me non dico niente. No, ma siamo per adesso, Sì. in generale, se ben che vai a terra, No, che seriamente, scusa, tu, perché? è piccolo di acqua, raga. Qua siamo in scarsità di acqua adesso. Dì giornali che di scarsità di acqua. E hai gatterai e fontana non butta altro. Ma se noi butta da una parte, butta da un'altra. Ma bisogna vedere sotto come abbiamo chi va a vedere sotto. Se si paga, si butta fuori. Mi sono fatto così. Mi non le credo mie. Perché io può darsi il corso per andare fuori per sotto e io so dove. Perché sono convinto che vai fuori no. Insomma c'è un danno per Ma bonificato. come adesso durante il periodo è premarcio qua, dopo il ponte d'Ottavia, tutto che poi viene, tu quando cosa? Dopo la guerra. Tutto dopo viene, non quanti bunico. E si che quanti campi lì, c'era 10-15 le campi. Come avevi fatto in bonifica? E io sempre meno fuori, tutti camminare, e contare, menare, scarica, io cammino fuori. Ma ecco come adesso che ho fatto il bombardamento, io scarica forte, e io cammino dove che non dopo le ferrovie Di qua. ieri. E alle canine che ha scaricato, ma poi ha passato tutto quando sono uscito. Ma di qua sul premarzo, di chi era la proprietà là? Chi Era cazzo? di Ottavi, Ah, di Ottavi. di Ottavi, Il premarzo era di Ottavi? Era? di Ottavi, Quasi tutto. tutto qua. E in Ugo ha fatto un Ma io non è che ha tenuto magari se si butte. Io quello era caro, così c'è la Era terra. buonia, non era già per la terra. Oh, è così da stroppato. E certo, Beve l'acqua del Sil, non lo beveria più. no, per me non è. Noir? No, si andaria, mi temo se potessi andare. Non è buona l'acqua di qua del Sil, adesso. È una vera cosa. No, No, Noir. io a te che detto se te andati in Noir. Beh, dici tu adesso. No. Neanche Noir. No. Perché? Perché è rimasta un battagliere dentro. E anche dei gatti bassi che vi è basso, che sei tutto quanto, che sei conicchi, che sei caine, che sei il terremoto. Facile. Tutte batterie. Quando andava a tagliare il paio, che era la sua passione, sì. Ora era in luglio e agosto, in cosa consisteva il tagliare il paio? E poi consistia come il paese, il paese si dava a mangiare le bestie. E quell'altra roba si fa a letto. Letto e L'altra bestie. roba come si chiamava? E che era strame, dimostrame. Era più su e strane. No, era sempre sull'acqua, anche fuma così.
Sì, che era strame dei groi, paese, che era, e basta, non c'era altro. Che tipi di roba era? Strame, de groi? Strame, perché era groi e strame, era quello che i vecchi non mangiavano, era il paese è di un altro tipo. Che mangiava invece? Sì, quelli mangiavano. E ora che altro strame cosa che facevi? Tu fai i vecchi. Lo sugavi prima? Sugarlo, seccarlo, fare paglieri. Con cosa portavi fuori le strame? Qua a banca. Te bancai? Poi i canaiti ora? No, era tutto piano. Io si portava fuori con la banca, si buttava la riva, poi la riva si veniva fuori per i stradoni a asciugare. Era lavoro? Altro che lavoro. Quante volte all'anno tagliavi? Una volta. Una volta. Basta, una da massa. Lo consumavi valchi oppure vendevi? No, altri. Tu in zona là, in casa? Io Ne erano altri contadini magari della campagna che venivano a domandare poi? pochi, perché tutti quanti vorremmo rincularsi. Vorremmo rincularsi. Perché qua aveva... E dei canè vendevi anche altri canè? No, più mai. No. A Sant'Angelo sì però. Sant'Angelo di Nara, canè, perché i paesi mettiti. Io ero poi dei canè. E per lui canea, di Bettitia. E anche gli era dopo gli era tocchetti, dei quattro che gli erano. Ma io quasi finito. Altre robe che mi ricordano così. No, ma cosa che mi viene in mente ancora? Tanto? No. E dopo che finito di cominciare a lavorare, continuare stesso a pescare. Sempre a pescare, Fino al 68. Fino al 68. Che fotografia là che anno sia? del 23 gennaio 1963. 63. Quanto pesavi chilusi? 1,8 kg e 1,3. E dopo cosa che avevo fatto? A chilusi? Sì. Mangiai? Fatto mangiare, ma la avete venduto manca, 2-3 tocchi che venduti. A chi? Qua all'altro paese, qua, voi vi pagavate che lì. A colpare. Pronto? Sì, buongiorno, sono Pavan Camillo, quello dell'articolo sul Siles. Ho capito. Posso domandare una roba a suo marito? Sì, adesso vi passo. Fa un piacere, grazie. Giulio, sei Pavan? Pronto? Buongiorno, sempre che ho disturbo. Vai paura. Dunque, vado tanto in cerca del dialetto, dei parole in dialetto, e mi sono dimenticato di chiedergli come che si dice in dialetto il pescatore. Il pescatore come si chiama? Ma scusa, non so posso dire, perché dice pescatore? No, pescatore, Valtteri, ieri chiamai pescatori in dialetto. Pescatori? Non pescatori. No, pescatori. Qua ho. Pescaor. Pescaora? Pescaor. Perfetto. Questa è la roba più importante. Perché, vabbè, dopo a vendere il pesce per case, se ho mai andato io. No, non correva niente no altri. Perché? Nessuna licenza, niente. Ah, ho capito. E anche ieri mi raccomando, stai capi una bisata, vado a portarmi. A chi è che diceva così? Non era come adesso, Sì? che io ancora tutti i cantavetti. Sì? Ma chi è che domandava il pesce? Com'è? Chi che lo domandava il pesce? Famiglie no. Io andavo anche io a portargli in giro per case. No. Mi veniva a Torsio. A casa? Casa veniva a Torsio. Mi veniva a vedere che una bisata, che tu due usci. Si fa così. Ma quando che io faceva il mestiere proprio del pescatore? Vai, se messo so licenza mestiere. Ah. Ma fino ai 40 io non faceva il pescatore, capito? Sì. Ma non proprio del mestiere, solo quello ora. No, là a pescare così, ha messo mestiere perché
dove era da fare altro. Non capivo, ma lo vendevi o sto pesce dopo? Sì, Cioè, andavi a case o venevi ori casa no, sua? no, veniva io ritorso. I venevoli. O se no a casa tutti i casi che io portavo sono osteria, da busato per modo dire. Ho capito. Era così, quando che a portare il moia o a Moncin o a Moncia, Sì. era così una volta. E Menego Caivo invece, lui era proprio de mestiere. Ah sì sì, quello nasciuto, è da 15 giorni da piani lavorare, patossi a barca. E basta. E poi ho fatto sempre il mestiere. Ho capito. E dove lo vendevi Menego Caivo? E per case, anche io per case. Come andavi? E nella sua femmina, io andavo sempre fuori a pescare. La sua femmina con i bussi e andavo fuori per il paese a venderlo. In bicicletta o a piedi? Allora io più E con borse? Come? Che borse eri? e bussi di tira, roba di tira non mi ha. Nodo cestini. No. Dove era cestini, no. Do borse. E come dicevi, a che giro facevi? E fa il giro di San Giuseppe, Monigo. Anche a Monigo. Sì. Ah no, io tutto a strada, perché 4 famiglie che era. E cosa dicevi? Chiamavi a se arriva il pescatore, non lo so, cosa dicevi? Tia. A Nati chiamiamo a Marietta Caiva. Marietta Caiva? Sì, ma io li bianchini di casa. Sì. Ma nati chiamiamo a Marietta Caiva. Ho capito. Ma sto pesce lo portavi, mettevi un poco di giasso dentro una foglia, qualcosa per conservarlo? Ah, il giornaliero via mattina e cada mezzogiorno era già finito trovato. Ho capito. No, era di... È un caso, sì, che era 2 o 3 bisate, no? Sì. E metteva dentro su un viver. Ah, non Allora capisco. tenia dentro su sì, quando chi ordinava, perché la bisata costava 3 franchi, Sì. no. E ora già passa su e ora quando chi ordinava gli dava. Ho capito. E noi che fregava? Com'è? Noi che rubava sul silo? No, noi non era mia una fava adesso e adesso le ha pregato Dio. Ho capito. Va bene, ringrazio. Niente, arrivederci. Saluti, mi scusi. Salve, arrivederci.